mezzo siamo ancora qui a Firenze, a Palazzo Vecchio, dove si sta tenendo la seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Si ritrovano con il mondo dell'economia, della politica, della finanza, con il mondo del sociale, dell'impresa, del volontariato, per parlare di economia circolare, di economia sostenibile, di un mondo che è inevitabilmente cambiato dopo la pandemia. C'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale il pubblico ha tributato un lunghissimo applauso. Non ha parlato, ma ha ascoltato per capire i grandi temi, gli obiettivi e le prospettive di questo mondo che cambia. Il tema di quest'anno è l'economia che rigenera, un tema scelto prima del lockdown, ma oggi più che mai di estrema attualità. Ho scelto questo titolo perché il tema della rigenerazione era centrale prima della pandemia, lo è diventato ancora più oggi. La pandemia ci ha dato delle lezioni fondamentali sul fatto di quanto sia importante la coesione, la cooperazione, di quanto siano importanti le conseguenze delle nostre scelte sulla vita degli altri e di quanto ci sia bisogno di lavorare anche per i beni pubblici, salute e istruzione. Abbiamo bisogno di sfruttare questa occasione unica e irripetibile del Recovery Plan e dobbiamo farlo cogliendo insieme 5 obiettivi: la creazione del valore economico, il lavoro, la sostenibilità ambientale, quella sociale, ma soprattutto noi abbiamo insistito sul quinto obiettivo, che è un po' tipico e caratteristico dell'economia civile, che è quello della ricchezza di senso del vivere. Dobbiamo cercare di creare delle società che siano più generative possibili, cioè che diano opportunità alle persone per avere una vita ricca di senso e generativa, le faccia sentire utili e capaci di contribuire al bene del loro paese. Professore, economia della rigenerazione, ma da cosa partiamo per arrivare poi alla tesi? Ma questa frase che è un po' la base di questo festival di Edgar Morin, questo grande filosofo francese, che lui dice ciò che non si rigenera degenera. Allora, un'economia che non si rigenera degenera, e quindi l'Italia ha sofferto perché per troppi decenni l'economia ha vissuto di rendite sul Novecento e non è stata capace di rigenerarsi dalle proprie radici, perché abbiamo vissuto una crisi etica, una crisi morale, una crisi spirituale, di spirito italiano del capitalismo. Abbiamo guardato a nord, in America, ci siamo messi a parlare inglese, ci siamo messi a fare le business school come tutti, ci siamo dimenticati che c'è una via italiana all'economia che ha 2000 anni di storia, che ha prodotto dei miracoli come questo luogo dove siamo, questi palazzi fiorentini che sono nati dai mercanti alleati con i monaci. L'Italia può rigenerarsi se riesce a vedere ciò che ha già, perché l'Italia, come abbiamo detto in questi giorni di festival, ha un problema narrativo, cioè che le stesse realtà civili, le cooperative, le piccole e medie imprese, quando provano a raccontarsi, hanno come paradigma la grande impresa capitalistica, che loro sono più piccole e più povere, ma sono come loro. E qui invece noi dobbiamo dire no, voi avete un'altra via all'economia, che è la via territoriale, che è la via dei rapporti, che è la via della comunità che diventa impresa. L'occasione è anche quella di parlare di banche di credito cooperativo in Europa che cambia e che stenta a riconoscere la diversità in ambito bancario. È chiaro che la cornice normativa europea risulta inadeguata per le nostre banche. I grandi paesi europei si sono per tempo premurati affinché nella normativa bancaria europea, che è stata scritta in questo modo come la leggiamo ora, di dare un abito adeguato alla propria esperienza storica delle cooperative bancarie. Ecco, questo non è avvenuto per le BCC. Quindi noi diciamo che ci deve essere un comma di questi articoli o un articolo ad hoc nel CRR che possa consentire alle nostre banche di mantenere quell'obbligo di finalità mutualistica che è una radice nell'articolo 45 e di poterlo fare in coerenza, in armonia con il quadro delle norme bancarie europee.